teatro il Trianon Viviani di Napoli, direttrice Marisa Laurito, un omaggio alla famiglia Scarpetta De Filippo con delle nuove produzioni e degli incontri. Da poco concluso il tour di Eugenio Bennato. Piero Vitiello. 2 nuove produzioni e un incontro coi giovani per omaggiare la famiglia più celebre del teatro napoletano. Con Titina la Magnifica prende il via nel weekend al Trianon Viviani la rassegna intitolata L'eredità Scarpetta, regia affidata a Francesco Saponaro, che dal 13 al 15 maggio dirigerà anche La donna immobile di Vincenzo Scarpetta, mentre dal 23 maggio gli incontri 2000 Edoardo racconteranno il lascito di Edoardo De Filippo ai giovani artisti millennials. Intanto grande successo per Eugenio Bennato, che ha chiuso il proprio tour Viva chi non conta niente, presentando la canzone inedita Welcome to Napoli e portando sul palco 2 musiciste russe ed una ucraina in nome della pace. L'arte è un'altra cosa, l'arte è accoglienza, è amore, le guerre le facciamo fare agli altri, a noi non interessano. E viva l'accoglienza napoletana e viva l'immigrazione!